Sportivi siciliani di TVM Palermo, ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Questa è la puntata del giovedì, pertanto parliamo solo ed esclusivamente del campionato di promozione e del campionato di prima categoria. Partiamo subito con il girone A del campionato di promozione. Si è giocata la 10ª giornata, subito il tabellino dei risultati. Città di San Vito Lo Capo batte Cus Palermo 2-0, Alba Alcamo 1928 batte Empedoclina 2-0, Marsala batte Icarense 2-0, Giardinellese batte Camarat 2-1, Bagheria Calcio 1919 batte Partinica Audace 3-1, Gemini Calcio batte Parmonval 1-0 ed infine San Giorgio Piana batte Casteltermini 5-0. Vincono entrambe le due squadre che in questo momento sono al primo posto nel girone A del campionato di promozione. Parliamo chiaramente di San Giorgio Piana e Città di San Vito Lo Capo. Al primo posto con 22 punti, con 19 Parmonval, 18 Gemini Calcio, 16 punti Alba Alcamo 1928 e Bagheria Calcio 1919, con 14 il Camarat, con 13 Cus Palermo. 12 punti per Marsala e Casteltermini, 9 punti per Partinica Audace ed Empedoclina, 8 punti Giardinellese, 0 punti Icarense. Ci scusiamo ovviamente per la visuale condizionata dal pubblico. Fallo laterale per il Gemini, occhio a questo pallone, attenzione! E poi il pallone e gol! Conclusione, il Gemini va in vantaggio al minuto 41, ci siamo un po' persi il marcatore su questo fallo laterale, la squadra di casa è riuscita a bloccare la partita. Quindi doccia fredda per la Parmonval, triplice fischio finale del signor Daguanno. Il Gemini ha battuto 1-0 la Parmonval, ricordiamo il gol al 41esimo della ripresa di Sergio Reina, quindi Gemini batte Parmonval 1-0. Devo dire, ragazzi, hanno fatto una gran bella gara, abbiamo fatto veramente la migliore partita della mia gestione, abbiamo fatto bene, abbiamo cercato di applicare quello che ormai da circa un mesetto stiamo facendo, i frutti del lavoro si vedono, ancora il cammino è lungo, siamo una squadra molto giovane, i giovani sono sempre molto disponibili ad imparare e a sacrificarci e quindi sono molto contento perché i ragazzi hanno veramente, se li guardo uno per uno, hanno fatto una prestazione eccellente, non credo ci sia un ragazzo che oggi ha fatto male, veramente sono stracontento dal primo all'ultimo della prestazione singola e della prestazione di squadra che hanno fatto. Stassi è uno che ha il gol nelle corde, quindi è un giocatore su cui costruiamo molto la manovra, non a caso ha fatto 2 gol, ma ne aveva fatto tanti negli altri campionati, sia nel primo scorcio anche nella passata gestione iniziale. Stassi è un grande giocatore, ce lo coccoliamo, non contano solo i gol che fa, ma conta tutto il lavoro che fa per la squadra, di questo sono molto contento, perché sai, gli attaccanti sono molto restii a lavorare per la squadra, invece lui oggi si è sacrificato tanto, così come Minnone si è sacrificato tanto, i ragazzi si cercavano, hanno fatto bene. Però dico,
È chiaro che la palma se la prende sempre chi fa gol, però posso dire dietro hanno fatto una grandissima prestazione. Flamia, il ragazzino, ha fatto una grande prestazione, Costa veramente bravo, anche Gastone, Procida, lì dietro non hanno sbagliato nulla, anche a centrocampo, se vedi la prova di Aneli ha fatto una grandissima partita, così come Florio. Devo dire che non posso menzionarli, a questo punto li menzioniamo tutti, anche Fiorentino e Caracappa che nel primo tempo ha preso il calcio di rigore, era una scheggia, Fiorentino, quindi li abbiamo nominati tutti, hanno fatto tutti bene e sono molto contento, e quindi adesso ci alleniamo con più serenità. Questa vittoria non nego che mi mancava e ci mancava, perché abbiamo fatto delle prestazioni in crescendo, col Marsala così, domenica scorsa al Casteltermini abbiamo fatto bene, e quindi oggi si è completato, diciamo, il miniciclo che ci voleva con una vittoria. La società è molto ambiziosa. Anch'io lo sono, molto ambizioso, ho un gruppo di ragazzi molto forte, è chiaro che numericamente siamo pochini, il direttore e la società lo sanno, vediamo dal mercato potenzialmente dovrebbe arrivare qualcosa, perché numericamente siamo pochini e quindi dobbiamo accrescere il numero della rosa, e poi magari si vede qualcosa che arriva per darci una mano su quei ruoli in cui abbiamo numericamente pochi giocatori, e dove può arrivare lo dirà il campionato. Dico che c'è un trio di squadre che secondo me sono molto attrezzate, Piana, San Vito e Parmonval, che sono ben attrezzate, poi c'è un blocco di squadre che cercano di giocarsi un piazzamento ai playoff, quali il Gemini, il Casteltermini, il Marsala che è in netta ripresa, e noi e tante altre squadre. Ci siamo un filotto penso di 6-7 squadre che possiamo ambire ad arrivare al quarto posto, all'ottavo o nono posto, ce la giocheremo in 7-8 squadre, daremo battaglia fino all'ultimo, è chiaro, ogni partita, e poi vediamo dove possiamo arrivare. Bentrovati all'Ali Caoli per questa partita importantissima di campionato tra il San Giorgio Piana e il Casteltermini. San Giorgio Piana e Casteltermini che si ritrovano subito dopo il doppio confronto di Coppa che ha visto i rossoneri passare il turno, ma oggi è tutt'altra storia, si parte dallo 0-0. Duro Giovenco 1-2 che si concretizza, ancora Duro sul fondo, la palla in mezzo, attenzione, il tiro! Ciancimino! La sblocca subito Ciancimino! Serio, salta l'uomo, attenzione, 4 contro 4, Serio, si gira, Serio cerca il destro, il tiro! Traverso incredibile, la palla rimane lì. Bella la palla in profondità per Duro, si va a vedere pure Ciancimino e Camiolo, Duro in mezzo! Sane! Palla di Sane per Serio che tira tu per tu. Serio! Serio, il destro! Su Spina. Scivola. Ma perché cade sempre? C'è la palla per Duro, cerca il destro! Ed è gol. 5-0 per la squadra di casa. Il San Giorgio batte 5-0 il Casteltermini. Si volta pagina e parliamo subito del girone B. Anche qui 10ª giornata, subito la schermata dei risultati. Rinviata la partita tra Gioiosa e Città di Galati. Sant'Angiolese batte Rosmarino 4-1, Aquila batte Città di Mistretta 2-0, Promende Calcio batte Nuova Azzurra Fenice 1-0. Pareggio tra Valle del Mela Calcio e Nuova Rinascita. San Fratello batte Aluntina 1-0, Lascari Cefalù batte Atletico Messina 3-0. Seppur perdendo, il Rosmarino rimane in vetta nel girone B del campionato di promozione. La squadra messinese al primo posto con 24 punti, con 21 Aquila, 18 punti per Città di Mistretta e Nuova Rinascita, 17 punti per il Gioiosa, con 14 Città di Galati, 13 punti per il San Fratello, 12 per Valle del Mela Calcio, 11 punti Sant'Angiolese e Promende Calcio, con 10 Lascari Cefalù ed Aluntina, 7 punti per l'Atletico Messina. Chiude la classifica la Nuova Azzurra Fenice con 5 punti. In
In 10 uomini dal 35esimo del primo tempo l'Aquila Bafia batte il Mistretta nel match tra le seconde in classifica e torna alla vittoria dopo le 2 sconfitte esterne di fila. Aquila che ci prova subito con Maisano, ma il numero 11 manda sul fondo il cross di Laquidara, e poi con Aloe che, servito in aria dal solito Laquidara, trova la risposta di Randazzo. Al 25esimo però il Mistretta troverebbe la rete del vantaggio con Tranchita, che da pochi passi mette in porta, ma il gol viene annullato dal primo assistente arbitrale per un dubbio fuorigioco che scatena le proteste dei biancoazzurri. Insistono gli amastratini. Al 32esimo il destro secco di Salerno è deviato in angolo da Pergolizzi. 3 minuti dopo però Aquila in 10 uomini per il rosso diretto, che il direttore di gara mostra a Matai reo di aver reagito ad un avversario. Nonostante l'uomo in meno, sono i biancorossi a rendersi minacciosi subito dopo, con Maisano che di testa manda sul fondo l'invito di Cariolo. Passano 10 minuti ed il Mistretta la potrebbe sbloccare con Salerno, ma Foti è decisivo in uscita a sbarrargli la via del gol. Rete che ad inizio ripresa accarezza subito l'Aquila con Cariolo, che perfettamente servito in aria dall'Aquidara spara alto sulla traversa davanti a Randazzo. Capovolgimento di fronte e il Mistretta si rende pericoloso con il solito Salerno, il cui diagonale non c'entra la porta per centimetri. Bersaglio che invece al minuto 61 colpisce in pieno l'Aquila, quando l'inossidabile Chicco Danna toglie la sicura al destro e dal limite fulmina Randazzo, spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Per Danna si tratta invece della prima rete in maglia biancorossa. Sulle ali dell'entusiasmo i bafiesi tentano di chiudere i conti. Al 69esimo Lo Presti si invola in aria e finisce giù dopo un contatto, ma l'arbitro lascia giocare. Al 71esimo Caragliano decide di mandare in campo per l'Aquila Princi al posto di Cariolo, e il neoentrato si mette subito in evidenza 2 minuti dopo, quando conclude da distanza ravvicinata, trovando però la deviazione di Barberi. Insistono i locali. Al minuto 75 solo la traversa nega a Lo Presti la gioia del raddoppio, ma 2 minuti dopo il Mistretta la potrebbe pareggiare con Tranchita. Un super Foti con 2 interventi decisivi dice di no ai tentativi del numero 11 biancoazzurro. Parate fondamentali, infatti al minuto 81 l'Aquila chiude i conti quando Lo Presti serve in aria Princi, che ringrazia e col destro batte Randazzo, facendo così Aquila 2 Mistretta 0, e per l'ex Atletico Messina si tratta della terza rete in campionato. Nel finale poi il Mistretta tenta il tutto per tutto, ma il colpo di testa di Belbruno all'87esimo e la conclusione di Pruiti Ciarello al minuto 93 non sortiscono l'effetto sperato. L'Aquila sale in classifica, quota 21 punti, e si conferma solitaria sul secondo gradino del podio, mentre il Mistretta rimane fermo a 18 punti e viene agganciato al terzo posto dalla Rinascita Patti. Finale thriller tra Valle del Mela e Nuova Rinascita Patti, con la gara valevole per la 10ª giornata del campionato di promozione che si chiude tra le vibranti proteste dei locali. E infatti il minuto 97, quando sul risultato di 1-1 il Valle del Mela troverebbe il gol vittoria con Scattareggia, che ribadisce in rete il tiro di Palme finito sul palo, ma la marcatura non viene convalidata dal signor Alagna su indicazione del secondo assistente Chillemi, che segnala una posizione di fuorigioco di partenza di Scattareggia, scatenando le ire dei padroni di casa, e con la gara che di fatto viene chiusa sull'1-1 dal fischietto palermitano. Andando alla cronaca, un derby che si apre subito con i pattesi pericolosi per 2 volte, prima con Accetta, il cui destro trova la pronta risposta di Scibilia, e poi con Mattia Spinella che da centro area col sinistro spara alto sulla traversa. I locali rispondono con il tiro cross dalla sinistra di Carpintieri, che costringe D'Agate agli straordinari, ma nella ripresa al 52esimo il Valle del Mela la sblocca su calcio di rigore concesso dal signor Alagna, che giudica falloso l'intervento in aria di Cipriano su Trimboli, con Rasà che dal dischetto non sbaglia, portando in vantaggio i suoi, firmando così il suo 4º centro in campionato. La Rinascita tenta subito la risposta, ma Scibili è bravo a dire di no al tentativo ravvicinato di Olivo. Al 75esimo però i pattesi rimangono in 10 uomini per l'espulsione di Mattia Spinella, che si becca il secondo giallo della sua partita per il fallo commesso su Carpintieri.
I padroni di casa tentano di approfittarne, ma il colpo di testa di Mondo non sortisce l'effetto sperato. Così al 96esimo la squadra di Patti acciuffa l'isperato pareggio quando Antonuccio raccoglie la spizzata di Spanò e col destro scavalca Scibilia, facendo così Valle del Mela 1, Rinascita Patti 1 e gol numero 4 in campionato per il classe 99 bianconero. Poi, appena un minuto dopo, l'episodio tanto contestato dal Valle del Mela per il gol non convalidato a Scattareggia. La squadra di Giammoro centra così il terzo risultato utile di fila e si porta a quota 12 in classifica, più 2 sulla zona play-out, mentre la Rinascita Patti sale a 18 punti e aggancia al terzo posto il Mistretta.
È la volta adesso del girone C. Domenica molto interessante grazie anche al big match tra Real Aci ed RSC Riposto, ma guardiamo i risultati. Santa Domenica Vittoria batte Real Suttano 2-1, Real Aci batte RSC Riposto 2-0, Città di Calatabiano batte Città di Aci Catena 2-1. Villarosa batte Sant'Alessio 1-0, Nicosia batte Caggi 3-0, Città di Aci Sant'Antonio batte Aci Galatea 2-0 ed infine Valdinisi Calcio Belpasso FC 2014 2-2. Conferma in testa per il Nicosia grazie anche al successo interno. Nicosia al primo posto con 24 punti, 23 Real Aci, con 20 RSC Riposto, 19 punti Città di Aci Sant'Antonio, 16 punti Belpasso FC 2014, con 15 il Villarosa, 14 punti per Sant'Alessio ed Aci Galatea, 12 punti Real Suttano, con 11 Valdinisi Calcio, 7 punti Città di Calatabiano, con 6 Santa Domenica Vittoria. Chiudono la classifica il Caggi con 5 punti ed il Città di Aci Catena con 4. Due momenti diversi quelli che stanno vivendo Nicosia e Caggi. La prima è tornata alla vittoria dopo 2 pareggi consecutivi e ha confermato la vetta. Il Caggi invece è alla disperata ricerca di punti salvezza, con la vittoria che manca addirittura dal 7 ottobre contro il Sant'Alessio. Questi e tanti altri motivi oggi per seguire Nicosia Caggi, partita di campionato valida per la 10ª giornata del campionato di promozione. Le due squadre sono già a centrocampo, arriva adesso il fischio del direttore di gara. Nicosia che attaccherà
dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Il calcio invece attaccherà dalla sinistra alla destra. Rotola il pallone a Raimondi, allora si comincia il Nicosia a manovrare il primo pallone con Robles. Eccolo, questa rimessa arriva proprio dentro l'area di rigore. Poi Nani, vediamo se calcia, viene murato. Alla fine Giordani, calcia pure lui. Pallone che finisce alto. Palla dentro l'area di rigore, mette fuori Varrica. Allora Gazzana, arrivato. Servito Gaston. Che va dentro da Nani che è tutto solo. Nani, steso, calcio di rigore per il Nicosia. Dunque c'è Lucas Zolezzi su questo pallone. Si è preso lui la responsabilità di questo calcio di rigore. Bomber argentino. Fischia il direttore di gara. Va Zolezzi vecchio. Para il rigore a Zolezzi. Continua il momento no del bomber biancorosso. Dunque Siragusa. Bella la traccia per Zolezzi. Eccolo Zolezzi. Si porta la palla adesso sul destro. Ancora Zolezzi. Vediamo Siretta sul mancino. Che giocata di Zolezzi. Zolezzi cade giù. Calcio di rigore per il Nicosia. Sebastian Robles. Si prende lui la responsabilità del secondo calcio di rigore. Parte Robles. Ancora vecchio. Ne ha parati due. Nicosia non chiudeva una partita senza fare gol dentro i primi 45 minuti dalla finale play-out contro il Real Casale, quindi siamo più di un anno fa, quasi 2 anni fa. Era aprile del 2022. Pallone che è passato Alcazar, vecchio nuovamente, ha fatto un'altra parata clamorosa. Poi Gaston! È crollato il muro del Caggi. Che mancino che ha usato Gaston. Allora Alcazar, grande idea per Zolezzi, stavolta non è irregolare la posizione. Zolezzi è passato, Zolezzi salta vecchio, Zolezzi 2-0 Nicosia, è tornato al gol il bomber biancorosso Lucas Zolezzi. Bello di Nani che favorisce Alex Alcazar. C'è Giordani da quel lato. Alcazar ce l'ha sul mancino. Alcazar! Che bel gol di Alex Alcazar. 3-0 Nicosia. Triplice fischio a Raimondi. Il Nicosia vince ancora e ritorna in cima alla classifica. 3-0 per la formazione biancorossa, a gol di Gaston, raddoppia Zolezzi e chiude i conti Alex Alcazar. Nicosia che oggi non sarebbe stato facile, non lo è stato assolutamente, e Caggi ci ha provato fino all'ultimo a dar fastidio alla squadra prima in classifica, che però colleziona altri 3 punti importanti. Continuare il suo percorso che finora la vede ancora imbattuta in casa e in tutto il campionato. Big match della 10ª giornata di campionato, scena reti di Biancavilli in una giornata praticamente invernale. Il Real Lascia affronta l'RSC Riposto, squadra appagata e Granata al secondo posto a -1 dalla vetta. Grande avvio del Reale che parte subito forte, qui manca, gira verso Carbonaro, la sponda per De Emanuele che accelera. De Emanuele, il servizio sulla destra per manca la sterzata. L'assist di nuovo per De Emanuele, il gran controllo, De Emanuele, il mancino, respinge Gangi e poi libera la difesa del Riposto. Insistono in Granata, rimessa di Meli, tacco di Lemura, poi De Emanuele di prima intenzione, col mancino un campanile per Carbonaro di testa che prova ad anticipare Gangi che ci mette un pugno. Prima sortita anche della Russo, corner di Manuli, sul primo palo, verso Tornitore, di poco alto sopra la traversa. 24esimo, Lemura lotta con Spitaleri e poi rinvia lungo. Non attaccano la palla i difensori della Russo e favoriscono Carbonaro che riesce a mettere giù e si gira, prova la conclusione col destro che non impensierisce Gangi. Lopez batte una punizione verso De Emanuele, la torre per Carbonaro, Carbonaro prova a girarla su Manca, tocco di Platania, non c'è nulla per l'arbitro, sembra esserci un tocco di mano di Platania all'interno dell'area di rigore. Minuto 34, corner di Strano, capisce tutto Borzi che prova a far ripartire il contropiede della Russo,
servendo Fisichella, mangiato da Meli che gli porta via bene il pallone, Meli si appoggia su De Emanuele, il cross al centro per Lopez che va a contatto con Spitaleri, per l'arbitro è calcio di rigore per il Real Aci, fallo su Lopez, dal dischetto va Manca che spiazza Gangi e porta in vantaggio il Real Aci, ancora Daniel Manca a segno, quinto gol consecutivo, quinto gol nelle ultime 3 partite per l'attaccante granata. Strano, alza un campanile verso Carbonaro, irrompe Pappalardo, poi Meli di prima intenzione verso Manca, grande giocata con cui salta Platania e assist per Carbonaro, gran botta di destro, Gangi malissimo e Nino Carbonaro infila un 1-2 terribile per la Russo. Dopo soli 3 minuti c'è già il raddoppio del Real Aci, 9-9 partite per Nino Carbonaro. Provano a reagire gli ospiti, Borzia all'1 contro 1. Desiste e serve Manuli, la conclusione dalla distanza, Governali male, arriva Fisichella, stesso da Governali, calcio di rigore per la Russo, ma il gioco è fermo, era fuori gioco di Fisichella. Questa è la posizione dell'attaccante in maglia numero 9 al momento del tiro di Manuli. Comincia ancora bene il Real, anche nella ripresa, qui De Emanuele, e si incarica della battuta di un piazzato, lo mette al centro, il pallone sfila e Gangi lo lascia passare fuori con qualche brivido. Sempre granata in avanti, De Emanuele dà uno sguardo a destra, grande apertura verso Manca, splendido controllo, assist per l'inserimento di Lemura, il tiro cross, non toccato da nessuno. Scocca l'ora di gioco, De Emanuele prolunga verso Manca, vede Meli, prova a servirlo, respinge Pappalardo, ancora Manca, il traversone sul secondo palo per il colpo di testa di Carbonaro che non inquadra la porta. Primo cambio per Mister Manca ed è un cambio obbligato, si ferma Cannone, entra al suo posto Flavio Valenti, si sposta al centro della difesa Bonnici accanto a Lopez. La Russo prova il forcing finale per riaprire il match e accorciare le distanze. Manuli allarga a destra dove c'è Patanè, il cross per Tornitore, grande intervento di Governali, poi Fisichella, miracolo di Meri sulla linea. 10 minuti al termine, rilancio di Governali, intercetta Manuli prova subito il pallonetto dalla distanza e Governali riesce a metterci una pezza. Altro cambio per gli accesi, fuori Daniel Manca, dentro Francesco De Leonardis. Ultimo assalto degli ospiti, Manuli su punizione respinge la barriera, Patanè col mancino, respinge Governali, ancora Patanè e poi Meli sventa la minaccia. L'arbitro dell'area di Floro fischia 3 volte, il Real Aci batte l'RSC Riposto 2-0 con una bella e convincente prestazione. E passiamo adesso all'intrigante girone D del campionato di promozione. È finita in parità il big match tra Città di Avola e Vittoria, ma guardiamo i risultati di domenica. Mister Bianco Calcio Mascalucia San Pio X rinviata. Città di Canicattini Frigentini 1-1. Megara 1908 batte Virtus Ispica 2020 4-2. Priolo Gargallo batte Villaggio Sant'Agata 6-1. SC Palazzolo batte Pro Ragusa 4-1. Vizzini Calcio batte Scicli 5-0 ed infine Città di Avola 2020 Vittoria 1-1. La conferma in testa per quanto riguarda questo girone D del campionato di promozione del Città di Avola, al primo posto con 26 punti, con 24 Vittoria, 22 punti Vizzini Calcio, 21 punti per Frigentini e Priolo Gargallo, 20 punti il Megara, con 15 SC Palazzolo, 10 punti il Pro Ragusa, 8 punti per Mister Bianco Calcio, Città di Canicattini e Scicli, 6 punti Villaggio Sant'Agata, 2 punti per il Mascalucia San Pio X, chiude la classifica con 0 punti il Virtus Ispica 2020. Tutte le partite sono difficili, noi loro comunque sia ci hanno dato qualche difficoltà, erano stretti nel campo, insomma, e poi alla lunga è uscito la nostra superiorità, però tutte le partite per noi sono difficili, i ragazzi devono mentalizzarsi e migliorare. Il gol subito è una pecca perché bisogna avere la mentalità di non subire mai gol, mai, anche su 5-0, 4-0 non bisogna calare mai la guardia, ecco. La categoria è questa, il campionato, ci sono anche queste partite da affrontare. E di conseguenza i ragazzi si devono adattare, si devono calare nella parte e comunque sono molto soddisfatto perché hanno retto il colpo, senza dimenticarci, ripeto che ho giocato oggi con 5 under in campo,
ne sono entrati tanti altri, perciò sono molto soddisfatto, ecco. Siamo quasi al Giro di Boe e siamo oltre ogni aspettativa. Penso che tutti noi avremmo messo la firma se magari al Giro di Boa avevamo già questi punti. Già ce li abbiamo e ne mancano ancora 3 partite. Di conseguenza sono molto soddisfatto, ma non dobbiamo distrarci, siamo lì e dobbiamo continuare a crescere. Io penso che oggi ha vinto la squadra più forte, di conseguenza il Villaggio Sant'Agata sicuramente in casa darà filo da torcere a tutti, perché è una squadra costruita per questo. Di conseguenza il campionato è lungo, secondo me si possono ancora salvare, sono lì, perciò gli auguro in bocca al lupo anche a loro. E dopo il quadro completo dedicato ai 4 gironi del campionato di promozione, subito il rullo con risultati, classifiche ed immagini dei 6 gironi del campionato di prima categoria. Detto ai ragazzi, le partite che vengono prese sotto gamba possono dare poi questi risultati. Diciamo che sul 4-1 pensavano già che la partita era finita, però dico sempre che le partite finiscono quando l'arbitro ha fischiato, quindi purtroppo abbiamo subito 2 contropiedi con questi 2 gol e quindi lì veramente i ragazzi hanno avuto un po' di paura e abbiamo abbassato un po' troppo il baricentro. Fortunatamente dico poi la partita abbiamo fatto all'ultimo minuto il 5° gol per evitare qualsiasi altra situazione che si poteva svolgere. Prosegue senza sosta la marcia del Sinagra Calcio verso le più nobili posizioni del girone B di prima categoria. I ragazzi di mister Bonfiglio si impongono nettamente sulla Nasitana e confermano la 3ª posizione in classifica a quota 20 punti, adesso però più vicini sia alla Futura che al Bagheria. Già al 15° i giallorossi la sbloccano, Alessandro Natalotto si invola sulla fascia sinistra, rientra e colpisce il palo. Luca Radici raccoglie la respinta e a porta vuota appoggia in rete. Sulle ali dell'entusiasmo il Sinagra spinge alla ricerca del raddoppio, ma prima il ratto non arriva per centimetri a un quasi perfetto assist di Natalotto, poi lo stesso Natalotto raccoglie una sponda di Radici e giunge davanti a buon tempo, brava a respingere in corner. Dobbiamo attendere la mezz'ora per il primo squillo della Nasitana, una conclusione di Mostaccio bloccata a terra da Bonfiglio senza troppe difficoltà. Anche il secondo tempo, più del primo, è di marca giallorossa. In apertura Luca Radici si divora clamorosamente il raddoppio da posizione favorevolissima. Rifacendosi al 50° minuto, Ratto evita un'uscita di buon tempo e mette in mezzo. Il numero 11 in acrobazia non perdona, siglando la doppietta personale. È sempre e solo Mostaccio l'anima degli ospiti, che al 70° trova una conclusione ben respinta con i piedi da Bonfiglio. Poi clamorosamente nell'area piccola manca un semplice appuntamento col gol che avrebbe riaperto la gara. I giallorossi non possono che approfittarne e al 70° calano il tris. Natalotto vede l'inserimento di Ratto scattato sul filo del fuorigioco che solo davanti a buon tempo trova la prima marcatura personale in stagione. Ci riprova all'80° minuto la Nasitana con un tiro cross insidioso di Ranieri, ma Bonfiglio non si lascia sorprendere. Luca Radici, servito al bacio da Ratto, si divora letteralmente la palla del 4-0
che arriva comunque in pieno recupero. Domenico Rifici, subentrato nella ripresa, supera il slalom, difesa e portiere avversario, poi appoggia in rete, la sua prima in carriera con la maglia giallorossa, settore giovanile escluso. Una vittoria di carattere per il Sinagra Calcio che partita dopo partita acquisisce sempre maggiore consapevolezza. Adesso però la attende un impegno difficile quanto importante, il derby con la Futura, distante una sola lunghezza, in palio la seconda posizione in classifica. Tra Terme Vigliatore e Monforte alla fine vince il Fortevento, rinviata infatti a data da destinarsi l'attesa sfida della 10ª giornata del campionato di prima categoria tra i giallorossi di casa, quarti in classifica con 18 punti, e i neroverdi ospiti che guidano il girone C con 25. Dopo aver atteso 45 minuti il signor contraffatto di Catania, effettuato il sopralluogo con i due capitani Torre e Bartuccio, ha mandato tutti negli spogliatoi. Una gara alla vigilia importante per gli obiettivi delle due formazioni, con la squadra termale in corsa per un miglior piazzamento nella griglia playoff ed il Monforte che sta duellando testa a testa con il Città di Villafranca per il salto diretto in promozione. E a proposito di duello, domenica al Mariano Donia di Monforte San Giorgio andrà in scena la super sfida tra Monforte e Villafranca che potrebbe già valere una buona fetta di stagione, mentre il Terme Vigliatore sarà di scena nuovamente in casa contro la Nuova Peloro. Decima giornata del campionato di prima categoria girone C. All'Ambiente Stadium di Visconte si affrontano Nuova Peloro e Promosport. Partono subito forti i padroni di casa con Francesco Cardia che batte questo calcio di punizione a cercare sul secondo palo Isgro che svetta di testa, pallone che finisce sul fondo. Paratore, lungo, lancio sbagliato, Manzella riconquista dalle parti di Lavalle che prova a lottare, Manzella poi recupera nuovamente il pallone e prova a sfondare sul settore di sinistra, prova a superare Bucca, lo fa, la mette in mezzo per Curro che sbaglia da buona posizione, pallone che finisce alto. Crisafulli centralmente sbaglia il passaggio, allora Cardia, Ardiri vuole andare in verticale dalle parti di Lavalle che apre tutto sul settore di destra dove c'è D'Amore che può pensare anche al cross, lo fa per Arena, tocca male di testa, pallone che finisce sul fondo. Ardiri pronto a battere questo calcio di punizione, va col sinistro, Paratore si allunga e la fa sua. Secondo tempo che inizia con la Promosport in possesso palla, Bucolo in profondità sul settore di destra, aspetta un movimento centrale da parte dei compagni, sbaglia il passaggio, Ardiri prova a ripartire, pallone che finisce alla Spada che col sinistro calcia di un soffio alto. Ardiri allarga sul settore di destra dove c'è Curro che prova a rientrare qui sul sinistro, ancora Curro per Ardiri, per Francesco Cardia che calcia da fuori col destro, un bacio alla traversa e pallone che finisce sul fondo. Risponde la Promosport, la Spada, Lanza prova a sfondare il settore di sinistra, pallone in verticale qui a cercare la Spada calcia, pallone che finisce tra le braccia di Arena. Curro per Francesco Cardia che prova qui il lancio in profondità, la tocca per un attimo Arena, Bardetta e Bonina in qualche modo interviene. Lanza in profondità sulla fascia a sinistra a cercare Bucolo, il numero 9 può pensare a un cross, lo fa, cerca la testa di Lanza, risponde Arena e poi Manzella spazza via. Cardia centralmente, Ardiri per Bardetta qui in profondità, buon passaggio di Ardiri, Bardetta vuole rientrare sul destro, calcia col destro, Paratore in corner. A battere il calcio d'angolo va Cardia che la mette in mezzo, Paratore sottile, gentile in possesso, viene steso
Calcio di rigore, non ha dubbi il direttore di gara. Contatto tra Sottile e Gentile e tiro dal dischetto. Dagli 11 metri si presenta Cardia che calcia col destro. Traversa e rete. Francesco Cardia. Rete della Nuova Peloro. Sblocca il match e dedica il gol in tribuna. Il classe 1989. Prova a rispondere la Promosport, La Spada va via Manciagli, carica il sinistro da fuori, La Spada, un gol bellissimo di La Spada, col sinistro, traiettoria incredibile del numero 11 della Promosport che segna un gol meraviglioso. Gueli prova ad andare via sul settore di sinistra, va via Dardiri, cerca ancora La Spada, trivela di La Spada in profondità a cercare Materia col sinistro, porta avanti i suoi. Nuova Peloro 1, Promosport 2, Materia segna un altro gol bellissimo la Promosport, trivela di La Spada e poi Materia supera Arena e segna il gol del vantaggio. Su questo lancio lungo termina così Nuova Peloro Promosport, risultato di 1-2, balzo in classifica della Promosport che sale a quota 22 punti al terzo posto, rimane invece al sesto posto con 13 punti la Nuova Peloro. Rocche Nere che si presenta con Miceli, Fimognari, Caldore, Libro, Giandolfo, Santoro, Aloisi, Costa, Uscenti, Amante e Saccà. Il Furci risponde con Panarello, Malò, Di Bella, Silvio, Settimo, Burgio, Omettere, Scivolone, Principato, Cardia e Buda. Incontro affidato alla direzione del signor Simon Pietro Lamalfa della sezione di Palermo. Ed ecco le squadre in campo che si scambiano i primi saluti. E poi si può cominciare perché sta battendo il calcio d'inizio il Furci. Si propone il Rocche Nere, traversone in mezzo, forse c'è un tocco di mano di Settimo. Proteste da parte di tutti i rosanero. Rivediamo il cross e l'evidente tocco di mano del numero 5. Avanza il Rocche Nere con Costa, ancora Costa. L'appoggio nella zona di Fimognari, esce prima di tutti Panarello, poi sulla ribattuta arriva Loisi che però spara altissimo con il mancino. Punizione dalla destra per il Rocche Nere, arriva il traversone profondo in aria, ma poi allunga in calcio d'angolo Burgio. Punizione dalla sinistra per il Rocche Nere, sul punto di battuta c'è Amante carica il destro che si stampa sulla traversa, poi ci prova con il colpo di testa Giandolfo. Silvio cerca spazio, c'è il traversone deviato, ancora possesso per i giallorossi. Scivolone vuole lo scarico ancora per il 4 che riprova il cross in aria. C'è lo stacco di testa di Cardia che però non crea problemi alla difesa del Rocche Nere. Punizione per il Rocche Nere, sul punto di battuta Libro che va adesso con il mancino tagliato in aria. E poi i riflessi di Panarello a salvare il Furci. Rivediamo il cross di Libro, poi il tentativo in girata di Amante e la risposta di Panarello. Avanza il Rocche Nere che si propone in avanti con Aloisi sulla pressione di un avversario. Sempre Aloisi con il traversone nella zona di Amante, risponde Panarello, poi Uscenti. C'è una mischia in aria, arriva Costa che insacca il vantaggio del Rocche Nere. La sblocca nel secondo tempo la formazione rosanero e lo fa grazie a Costa. Complice certamente una deviazione di Silvio, ma cambia il parziale al comunale e 1-0 per il Rocche Nere.
Adesso si vuole riscattare il Furci, ma qui c'è Costa che recupera un altro pallone interessante. C'è il lancio lungo per Aloisi. Attenzione all'uscita di Panarello. Ancora Panarello che si allaccia eccessivamente con Aloisi, ma poi riesce a sventare l'attacco. Costa vuole allargare il gioco nella zona di Giandolfo, che ha un ottimo controllo. Ancora Giandolfo, lo scambio corto con Fimognari. Una finta su un avversario. Poi sempre Fimognari che allarga nella zona di Aloisi. Ancora Aloisi. Apre il mancino il 9. Ma la sfera termina sul fondo. Rimessa laterale per il Rocchenere, la sfrutta Giandolfo che riesce a trovare Aloisi sulla pressione di un avversario. Ancora Aloisi, grandissimo corridoio nella zona di Uscenti, che però si divora il raddoppio col destro. Insiste ancora il Rocchenere, Briguglio vuole uno scambio con Fimognari, il pallone arriva ad Aloisi. Aloisi vince un duello, poi carica il mancino e raddoppia per il Rocchenere. Subentra dalla panchina e fa 2-0, esulta così Aloisi, che ha mandato in ghiaccio questa partita. Rivediamo il contrasto vinto con Settimo e poi il mancino, letale per Panarello, valido per il 2-0 del Rocchenere. E finisce così la partita del comunale di Roccalumera. Real Rocchenere batte Furci con il punteggio di 2-0.
Per raccontare Campanarazzo Gravina è giusto partire dall'esultanza finale quando Ciccio Giustolisi, in campo da meno di un quarto d'ora e nel lungo extra time, disegna l'arcobaleno col mancino che manda in paradiso i mister bianchesi. Terzo risultato utile consecutivo, seconda vittoria di fila dopo quella di Catania con l'Atletico per 1-0 firmata Milazzo al primo gol in stagione. E da ieri Campanarazzo ufficialmente rivelazione di un girone d'andata di prima categoria, girone che al countdown mancano 3 turni al Giro di Boa. Il quarto posto con 18 punti, più di così non si sarebbe potuto ipotizzare a inizio stagione, colloca l'11 allenato da Primo Rivoli alle spalle delle super big iperattrezzate per la promozione, ovvero Noto, Scordia e Palagonia. Magari nella giornata non straordinaria dal punto di vista del gioco, ma di fronte c'era un avversario in forte ascesa che con Peppe D'Antoni in panca ha fatto 6 punti su 6, più una vittoria in Coppa Sicilia alla vigilia di questa ultima domenica di novembre. Per inciso si è preso il lusso di andare a sbancare Biancavilla vincendo col Motta e con qualche assenza da far sopperire per la cronaca Danilo Fazio, Giuca, Palmeri, oltre Signorino e Mirabella, ma le soluzioni validissime sono la felicità di Primo Rivoli che ha sempre le alternative pronte. Il Campanarazzo l'ha messa subito in discesa con il vantaggio di Edoardo Sapienza al minuto 15 nella partita segnata dalle punizioni chirurgiche. Sapienza abile a insaccarla sotto la traversa per l'1-0 e segnare la seconda rete stagionale. Niente male per un 2006 già passato a esperienze di rango nelle parentesi dello scorso anno alla Cireale. Un confronto che probabilmente non avrebbe vissuto la ripresa thrilling se un raddoppio appena accarezzato si fosse materializzato prima del pareggio ospite. Capitano Russo per Anfuso, cross per Milazzo vicino a un altro gol domenicale, già autore delle basi per l'1-0 di cui sopra grazie alla conquista di una punizione. E non solo in questa circostanza, perché un rasoterra al minuto 20 su assist di Russo è un segnale che la partita va chiusa senza concedere sconti agli avversari che, imparata la lezione, si svegliano e con Blanco sfiorano la parità per poi realizzarla con Romano al 22esimo sugli assist al limite. La cerniera del Campanarazzo non è proprio una lampo di Rosano e Blanco. 1-1 a metà tempo, è tutto da rifare per i mister bianchesi, magari con gli stessi protagonisti del brillante inizio, Sapienza e Milazzo, ma non tutto riesce come sempre. Si ricomincia dall'1 pari e dal primo cambio operato da Rivoli dentro Maugeri, fuori Milazzo, forse un cambio inatteso. La partita la fa il Campanarazzo, Maugeri prima da fuori e Sapienza poi con la solita punizione a giro tutta, ma non con la stessa forza di incisione dei primi 45 di gioco. Il Gravina vuole approfittare come da formato trasferta e per poco Rosano non la combina grossa al quarto d'ora. Non da meno Di Paola su suggerimento di Viola, sfera all'impennata e il Campanarazzo ringrazia. Ci sono quasi 30 anni di differenza tra Gelardi e Michele Fazio, finalmente al rientro. Il cambio terzo di giornata è un ricambio generazionale al quale non si sottrae pure Anfuso per Giustolisi nell'ultima puntata ai box. Attenzione a questo momento che cade all'84esimo, mentre 10 minuti prima c'è stato l'inserimento di Miraglia al posto di Darigo. Sapienza intanto ci riprova per l'ennesima volta, ma evidentemente il destino non è nel suo arcobaleno, ma in quello di Giustolisi che 8 minuti dopo il 90esimo si fa braccare al limite raccogliendo un suggerimento di Motta assistito da testa. Il resto è un film che vi abbiamo raccontato in apertura. 2-1 per il Campanarazzo sul Gravina e adesso Scordia, Leo Soccer, San Pietro, 2 fuori, 1 dentro per chiudere l'anno. Dicembre si veste di novembre se ci credi tu, parafrasando una antica canzone estiva. Stars
Da questa settimana, prima di chiudere, diamo anche uno sguardo al calcio femminile. 2 gironi nel campionato di eccellenza. Partiamo subito con la schermata dei risultati del girone A proprio del campionato di eccellenza. JSL Junior Sport Club di Brolo vincente 3-1 contro la Virtus femminile Marsala. Palermo batte Vigor Palermo 10-0 ed infine Giovanile Rocca batte Sport Palermo 16-0. Al primo posto la squadra di Brolo con 10 punti, a seguire Giovanile Rocca con 8, 7 punti per la Virtus femminile Marsala, 3 punti per la Vigor Palermo, 0 punti per Sport Palermo. Fuori classifica il Palermo con 11 punti. E passiamo adesso al girone B, eccola qua la schermata dei risultati, siamo alla quinta giornata di andata. Unime Messina batte Scicli 5-1, Alfa Sport San Gregorio batte Vittoria FC 5-0, Siracusa Calcio batte GSL Junior Sport B di Brolo 8-2. Solitaria in vetta al primo posto il Siracusa Calcio con 15 punti. Con 12 Unime Messina, 9 punti per lo Scicli, con 6 punti GSL Junior Sport Lab Brolo, squadra B, con 3 punti Alfa Sport San Gregorio, chiude la classifica il Vittoria FC con 0 punti. E come avete potuto ben notare, da questa settimana la puntata del giovedì si conclude parlando di calcio femminile, a dimostrazione del grande movimento in fermento proprio del calcio femminile qui in Sicilia. Per quel che ci riguarda ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi ricordo che potete anche seguirci attraverso la pagina Facebook oppure attraverso il canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Grazie per essere stati con noi e appuntamento a tra 7 giorni.